Sulla vicenda dell'indagine che riguarda i centri di accoglienza, anche i sindacati fanno sentire la loro voce, che è quella di chi per anni ha denunciato dubbi e perplessità e cercato di avere informazioni precise su lavoratori e ospiti per migliorare, con richieste sindacali, la situazione di entrambi, un dialogo sempre difficile. Ci siamo accorti in un anno di attività sindacale che le cose all'interno delle basi di San Siro e di Conetta non erano le più idonee, tanto è vero che le stesse garanzie per i lavoratori non risultavano molto insoddisfacenti. Assemblea dopo assemblea abbiamo raccolto decine e decine di segnalazioni. Le segnalazioni arrivate alla CISL riguardavano soprattutto gli orari di lavoro e per questo il sindacato ha avanzato nel corso dei mesi precise richieste alla cooperativa. Secondo il sindacato, in base a quanto ha visto, certamente per i lavoratori non era soddisfacente a livello di ambiente, di condizioni anche di sicurezza e di conseguenza non potevano essere garantite le più idonee condizioni anche di presenza e di permanenza per centinaia e centinaia di richiedenti asilo. Le segnalazioni riguardanti orari di lavoro, contratti, logistica sono state inviate anche alle prefetture di Padova e Venezia. Riguardano circa 150 lavoratori distribuiti in varie province del Veneto. Ci aspettiamo inoltre, rispetto a quanto abbiamo visto in questi giorni, che venga finalmente messa una pietra di certezza per quanto riguarda non solo le condizioni di lavoro e di presenza anche di richiedenti asilo, ma anche perché i tanti dubbi, le tante perplessità che noi in questi mesi abbiamo segnalato vengano finalmente chiarite. Anche per la CISL l'auspicio è che ora i centri vengano chiusi, perché in realtà non darebbero garanzie nemmeno ai lavoratori, oltre che ai migranti ospitati.